Nel frattempo lo stesso Arnone ha scritto una lettera alla commissario del comune di Agrigento, Luciana Giammanco, segnalando, scrive Arnone, buche e trappole pericolosissime che possono provocare altre morti, come quella di Chiara Lamendola. Il testo integrale della lettera di Arnone è pubblicato sul sito internet di teleacras.com. Adesso l'intervista. Io dedico queste parole e queste immagini a una persona che non è più tra noi, Chiara Lamendola, quella splendida ragazza che è morta a poche centinaia di metri da questa via, a San Leone, cioè in Viale delle Dune, per colpa di una buca. Abbiamo un comune di Agrigento che invece di eliminare i pericoli riesce a crearli. Innanzi a me vi è la situazione che potete osservare, che sta in questi termini da oltre un mese. Il comune ha effettuato dei lavori, ha fatto una buca, l'ha ricoperta con queste tavole e con queste pietre, vi ha messo attorno questi pali, poi dei nastri colorati che il maltempo ha portato via, e adesso noi che abitiamo qua nei pressi siamo col cuore in gola perché temiamo che in questa trappola mortale vi possano essere altre vittime. Io voglio mostrarvi come a pochi metri da qui vi sono altri pericoli. Un altro, pure realizzato dal comune di Agrigento, che adesso si diverte a coprire e a creare trappole con questi sistemi di gabbie, di tavole di legno. E poi un'altra buca, questa volta creata dal caso, creata dalla fatiscenza delle nostre strade, che appunto può avere la funzione assolutamente assassina che la buca delle dune ha avuto per la carissima Chiara Lamendola. Io spero che gli organi comunali osservino queste immagini e comprendano che questo comune deve eliminare i pericoli, non deve creare pericoli come fino a questo momento sta avvenendo. Credo che queste immagini non meritino altre parole. Osservate questi paletti che nel buio sono veramente delle trappole degne della guerra in Viet Cong.